Un viaggio nel tempo e nello spazio qui a Prano Mutteddu assieme al signor Sergio, che diciamo abbiamo incontrato in maniera fortuita, possiamo dire, e che appunto ci regalerà veramente una descrizione puntuale, come può fare soltanto chi ha messo le mani, che ha scavato direttamente e poi diretto anche i lavori in fase successiva. Ci troviamo in località Prano Mutteddu, in provincia di Sud Sardegna, in Agro di Goni. in Agro di Goni, e siamo pronti per questo viaggio. Ma tutto questo Dopo la sigla! Noi pensiamo al megalitismo che arriva tra il 3002 e il 2007. Quindi qui siamo in questo periodo. In quel periodo. 3002 viene ascritto, la presenza dei menhir e della tomba viene ascritta a quel periodo. I reperti sono del 3005, ma comunque usati anche successivamente. Ok. E la prima forma di statuaria monumentale che voi vedete è appunto il menhir. Non ha in questo caso segni che distinguono, ognuno di essi non hanno segni che distinguono il sesso e il potere, ma bensì sono elementi dalla forma che rivela il sesso. Certo. E nel sesso sono impliciti i valori dell'uomo e della donna. E della donna. Quindi per l'archeologo la figura fallica è cilindrica. Esatto. E quindi quella figura cilindrica va a indicare la figura maschile. Naturalmente non è Pinco Pallino, sono personaggi importanti e a seconda della loro altezza i menhir vanno a rappresentare personaggi importanti. Non è che quello sia Brunetta, È un personaggio meno importante degli altri. Ok, quindi diciamo non è in base all'altezza fisica, ma in base alla posizione nella società. Esatto. Quello è importante. Ok, quindi qui sostanzialmente abbiamo delle rappresentazioni, fra virgolette, di diverse personalità. Iconoclaste. Ok. Quasi, però punto interrogativo, La forma per l'archeologo femminile è conica, piatta frontale, e ogivale nella parte retrostante. Perfetto. Indica la figura femminile. Non ha i seni, non ha niente che vengono, quella sarà una cosa successiva, si presenterà in una forma evoluta. Se andrete all'Aconi o siete andate avrete visto i seni, avete visto le corna taurine che distinguono sia la figura femminile, ma è un'evoluzione della scultura monumentale funeraria. Certo. Che qua non ha interessato, qua è rimasta iconoclasta, che forse anche in tutti i tempi, mentre gli altri si evolvono in quell'aspetto, qua vogliono mantenere questo elemento, perché è un fattore religioso, non è che tutti siano uguali. Certo. Quindi abbiamo qua, voi immaginate, questo è un segmento, questo è un allineamento che è costituito da 18 più 2 menhir, ma in origine poteva essere anche lungo, quindi andando a circondare un'area molto vasta. Quindi sono questi 18 più 2 che ma abbiamo... ce ne sono 60, 100, sono tutti sparsi, non valorizzati. Andiamo a vedere anche gli altri? Sì. E questa è la parte
successiva alle Domus de Janas. Ok, quindi stiamo facendo un percorso cronologico in qualche modo. Perché adesso andiamo a vedere la tomba reale, la chiamiamo così, che è successiva alle Domus de Janas. Perfetto. Quindi Ok. è contestuale alla presenza del megalitismo, cioè fonde quei dati ricevuti dai flussi e riflussi e introduce l'idea megalitica proprio in modo che poi dopo noi notiamo tutto lo sviluppo. Le tombe non sono più la Domus de Janas, Ok, che è ricavata. che è ricavata. Il megalitismo costruisce il monumento, anzi Perfetto. utilizza grandi massi Questo e è il dolmen. un concetto veramente, veramente utile. Dove ci stiamo dirigendo in questo momento? In pratica ci stiamo dirigendo nel punto più importante di della società di allora. Cioè è un insieme di strutture e una principale circolare, che non è circolare, sembra circolare, che va a delimitare un'area dove al centro di quest'area vi è un elemento religioso, cioè quel famoso circolo sacro. Ok, Uno di quei famosi circoli sacri, che sono tanti. Tutto intorno, naturalmente, ci sono piantati i menhir che abbiamo trovato e abbiamo risollevato nei punti originari dove sono stati trovati. Qualcheduno è stato trovato spezzato e quindi congiunto, ricongiunto, rimesso e riposizionato, ristabilito, esatto. secondo uno studio e anche dall'archeologo. Quest'area è la piazza l'Agorà, inteso come il luogo dove le popolazioni hanno necessità di questa coesione, naturalmente, della condivisione, perché il matrimonio, il commercio vengono fatti in determinati momenti, non è che tutti i giorni viene uno a rompere l'anima. Certo, Cioè, lo si fa in determinati luoghi che noi intendiamo come città-mercato. certo, Soltanto perfetto. che quella città-mercato era un centro religioso. Quindi un luogo che non è soltanto nello spazio ma anche nel tempo, quindi in certi momenti prestabiliti, in certi giorni. Ma dobbiamo immaginare anche che conoscessero comunque bene frazionato il tempo, Assolutamente. i mesi, l'anno, le stagioni. I menhir possono essere visti anche come elementi che vengono utilizzati successivamente anche per stabilire, attraverso l'ombra che coincide con un altro menhir in quel punto, in quell'angolo, in quella maniera, coincide in quello. Io so che è arrivato lo stesso giorno dell'anno scorso, Esatto. quindi devo E andare tutti a Prano Mutino. nello stesso modo lo sanno. Si vuol dare qualcosa di monumentale, superiore, di megalitico, il senso di grandezza, Sì, più degli altri naturalmente, costruendo qualcosa di unico, che è la mentalità di allora. Io non faccio una cosa uguale alla tua, benché tu sia un faraone. Io faccio una cosa che cerco di superare la tua grandezza. certo. Quindi con l'opera. In questo caso questo personaggio ha detto, tenete presente che non è più il periodo delle Domus de Janas, benché vengano utilizzate. Certo. Però questo individuo vive nel megalitismo perché la sua tomba è ricavata attraverso blocchi staccati dalla montagna, lavorati e poi trasportati da lontano e sistemati all'interno di quella che poteva essere una precedente struttura
o religiosa o una precedente tomba. E questo personaggio dice, io lo faccio in questo senso, dice, no, io non voglio la tomba, la Domus de Janas. Io non voglio essere seppellito nella Domus de Janas, ma voglio la Domus de Janas. Ok. Per cui mi faccio lavorare gli elementi che rappresentano la Domus de Janas, li scompongo in blocchi, questi blocchi io li trasporto, li sistemo poi all'interno di quel luogo che le stavo dicendo, che è una struttura circolare a gradoni concentrici, si elevava a 2 metri di altezza e veniva coperta dopo essere stata assemblati gli elementi, Tutti gli che abbiamo elementi. detto. Certo. E abbiamo per la prima volta una Domus de Janas mobile. Ok. Non più fissa, perché in Sardegna lei trova tutte le Domus de Janas fisse. Fisse. Questo è il concetto che Maometto non va più dalla montagna, ma fa venire la montagna da lui. Esatto. Questo è il concetto di quel proverbio, di quella sentenza. È bello questo suo modo di esporre, perché Che lo capisce ci così. sta avvicinando pian piano a questo concetto qua. Questo concetto. Adesso noi lo vediamo, noi ci troviamo nell'ingresso. Nell'ingresso. Loro per introdurre i monoliti hanno sbrecciato o comunque hanno utilizzato il corridoio precedente. Ok, E perfetto. quindi quando abbiamo scavato abbiamo trovato la breccia proprio. Esatto. Quindi è una struttura precedente sbrecciata, riutilizzata come tomba e poi riutilizzata ancora come... questa è ancora da studiare. Però Quindi noi abbiamo questo ingresso che volge al centro di quest'area, non perfettamente al centro, e diciamo che la tomba ripropone l'ingresso monumentale della Domus de Janas. Ecco come si presenta la struttura. Un gradone, secondo gradone, terzo gradone. Immaginiamo anche che sia a livello della superficie di questo monolite, che era la stessa superficie di quel monolite distrutto. perfetto. Tutti i monumenti, tutte le strutture, tutti gli monoliti vengono adagiati su un piano confezionato, diciamo strutturato, Prelavorato. prelavorato, che è un selciato o un ciottolato, più che selciato è un ciottolato. E noi vediamo nella parte centrale, perché è il primo elemento che entra, no? Sì. Vediamo la Domus de Janas. Ok. Perfettamente la Domus de Janas. Naturalmente è un parallelepipedo. Esatto. È una struttura, è una monolite lavorato finemente, aveva un'altezza di 2 metri e aveva la cella e l'anticella. Abbiamo detto che la cella è il luogo di sepoltura, Sì. posizione fetale con il corredo, luogo di deposizione del corredo funerario, mentre l'anticella si pensa sia il luogo dove vengano fatte le offerte periodiche. Cioè il 2 di novembre dove andiamo a mettere i fiori? Non li mettiamo in una casaccia, li mettiamo in un punto. Loro le offerte le mettevano in un punto particolare. Che è l'anticella. Che è l'anticella. Abbiamo un corridoio è intermedio, ti dà la possibilità di entrare in vari punti della tomba attraverso delle finestrelle, le stesse finestrelle che utilizzano per le tombe o per l'ingresso vengono utilizzate anche per le camere. Ok. Quindi lei trova monoliti che adesso naturalmente là vede una soglia, ma lei immagini questa pietra così alta. Sì. Quell'altra pietra lo stesso, prima di essere distrutte, le immagini così alte, 2 metri. Mettiamo. Ok, quindi chiedo scusa, quella forma là, anche qui ovviamente. Ok. Perfetto. E le spiego poi, questa era la parte finale che sarà importantissimo dal punto di vista culturale. E questa forma, vedete, questa che è quasi quasi la forma della protome taurina. Lo schema si propone con la parte centrale,
2 monoliti che formano le pareti e poi successivamente a tomba chiusa introducono altri elementi più piccoli perché non possono più introdurre in quanto c'è questo monolite qua. Ok. E quindi fanno gli ingressi e la tomba risulta collegabile a raggiera. Ok. Quindi le sepolture, una sepoltura collettiva, però sicuramente si pensa, non abbiamo trovato le ossa, si pensa fossero comunque collettiva ma di carattere di casta di guerrieri o di casta sacerdotale. Lo schema planimetrico ripropone quella della forma taurina ed è collegabile con le tombe di giganti. Ma non siamo nel periodo, siamo 1000 anni prima. Comunque viene fuori contestualmente, tutta l'evoluzione, no? Cioè, contestualmente noi non abbiamo sono tutti i brividi. la protome taurina sempre raffigurata, quindi è un elemento religioso improntato nelle domus de Janas, nelle strutture, in questo caso come schema planimetrico, l'unico. Proprio fissano quella tomba che è una tomba collettiva ma che richiama e richiamerà la tomba dei giganti. Dei giganti, ok. Vale a dire che questo in quel periodo mica si aspettava che diventava nuragico, Certo. che il popolo dopo 1000 anni diventava nuragico, non se l'aspettava. Cioè, ma questa sua evoluzione è rimasta qua, per 1000 anni è rimasta qua come elemento. Ancora in Sardegna può darsi che ci sia in qualche luogo qualcosa di attinente, di legato. Comunque... Però questo rimane 1000 anni. Nel periodo nuragico viene preso come modello. Come modello, quindi pian piano nel tempo, diciamo, è stata allungata questa parte. È stata dotata, diciamo così. È stata, diciamo, ampliata l'esedra da una parte all'altra. Perfetto, lei ha visto benissimo. E quelle 3... Quelle, nel disegno che feci negli anni 80, il disegno riportava la forma, perché ho scavato personalmente, quindi non potendo sollevare il monumento sono andato, ho digitalizzato le forme sottostanti che si ripropongono come le forme in parete. In pratica sono fori larghi in parete, Sì, si restringono a cono, sì. vanno al centro a un diametro di 3 cm, si riaprono poi alla base, così, come se fossero delle prese. Ok, perfetto. Però resistono soltanto in questo punto. Negli altre parti non ci sono, perlomeno. Quindi si tratta di qualcosa di religioso e non strettamente legato al trasporto come avevamo pensato. Concludiamo questa galoppata con alle nostre spalle una delle tantissime tombe che si possono trovare in questo parco, circa una sessantina. Tombe 20 e menhir un centinaio. Ah, ok, perfetto. E vi invitiamo assolutamente a venire a visitare questo luogo perché oltre a quello che abbiamo visto assieme c'è veramente tanto ma tanto altro. Questo è soltanto, diciamo, un assaggio con le basi più importanti. Ringraziamo davvero di cuore il signor Sergio e vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri canali social Facebook, Instagram e YouTube, perché questo è proprio il modo per poter fare girare il più possibile queste informazioni e rendere, diciamo, disponibile a tutti quanti, almeno come conoscenza, il fatto che esistono questi luoghi meravigliosi e che dicono tanto del nostro passato e che ci possono anche aiutare a costruire il nostro futuro, insomma. Arrivederci, grazie ancora. Ciao! Ciao!